Autopsia falsificata per favorire l'ex dirigente generale della Sanità Veneta Mantoan, l'autista del quale era rimasto coinvolto in un incidente mortale. Il medico legale padovano Montisci, condannato a 2 anni per favoreggiamento. Il garante della privacy apre un'istruttoria sull'algoritmo pensato dalla Regione per gestire la priorità delle liste d'attesa, un'iniziativa da sempre contestata dai medici di base. Tragico schianto tra 2 auto all'alba di oggi nella galleria tra Fonzaso e Lamon, 70enne perde la vita incolumi e recuperati 2 cani con lui. 34enne autista CTV di Mestre vede a bordo del suo bus un uomo armato di coltello e con uno stratagemma fa intervenire la polizia senza creare allarme. Polemiche sugli effetti della riforma Cartabia. Ieri sera il sottosegretario alla giustizia Ostellari a Ringa ha annunciato correzioni a giorni. Cordoglio a Castelfranco per la morte di Marisa Rossi, la mamma di Iole Tassitani, che fu uccisa e fatta a pezzi da Michele Fusaro nel 2007. La donna aveva 79 anni. La Regione dirama lo stato d'attenzione per neve e forte vento tra domani e venerdì, fiocchi in collina ma rischio anche in alcune aree della pianura. Da stasera torna alle 21:15 la nuova stagione della Nostra Storia, il programma che ripropone le immagini delle teche di Antenna 3 facendole commentare ai personaggi di ieri e di oggi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Autopsia falsificata per favorire l'ex dirigente della Sanità Veneta Domenico Mantoan. Il suo autista era rimasto coinvolto in un incidente mortale. Il medico legale padovano Massimo Montisci, condannato a 2 anni per favoreggiamento. Condannato solo per il favoreggiamento, assolto invece dalle accuse di truffa, falso ideologico e frode processuale. È arrivata a sentenza la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il professor Massimo Montisci, ex direttore dell'unità di medicina legale di Padova, condannato a 2 anni per favoreggiamento nell'ambito del processo sulla morte di Cesare Tiveron, 71enne padovano morto in un incidente stradale nel settembre del 2016 mentre con il suo scooter stava percorrendo via Gattamelata a Padova. L'anziano è stato centrato in pieno dalla vettura dell'ex manager della Sanità Veneta Domenico Mantoan, che stava uscendo dalla sede dello IOV. Alla guida c'era il suo autista. Secondo l'autopsia eseguita dal professor Montisci, il 71enne era stato ucciso da una lesione aortica non provocata dallo scontro con l'auto, ma un disseccamento dell'arteria provocato da un infarto. La famiglia di Tiveron si era sempre opposta a questo responso e aveva iniziato la battaglia legale, da cui una lunga vicenda giudiziaria con il medico che si è difeso sostenendo la bontà del suo operato, fino alla condanna per favoreggiamento e il pagamento di 25.000 euro a ciascuno dei familiari della vittima dell'incidente. Il garante della privacy apre un'istruttoria sull'algoritmo pensato dalla Regione Veneto per gestire la priorità delle liste d'attesa sanitarie, un'iniziativa da sempre contestata dai medici di medicina generale. Il garante per la protezione dei dati personali chiede lumi alla Regione per capire come viene gestita la priorità delle liste d'attesa. Una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy della delibera regionale, in base alla quale un sistema basato sull'intelligenza artificiale suggerirebbe la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, andando in pratica a scavalcare il medico di base. Qualche tempo fa l'Ordine dei Medici e la FIM regionale avevano duramente contestato questa decisione della Regione. Oggi, con questo intervento del garante della privacy, c'è un primo segnale di risposta alle loro proteste. Questo dimostra che comunque non era una segnalazione sbagliata la nostra, anche se bisogna sottolineare che l'algoritmo non decide, l'algoritmo consiglia caldamente, ma questo significa anche limitare la libertà e la capacità prescrittiva e decisionale del medico. Quindi ben venga questa azione che è nell'interesse dei cittadini, perché a nostro avviso non è con questi sistemi che si risolve il problema delle liste d'attesa. Entro 20 giorni la Regione Veneto dovrà comunicare all'autorità ogni elemento utile alla valutazione del caso, precisando in particolare se l'attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie, urgente, breve, differita, programmata, sia realmente effettuata in forma automatizzata attraverso algoritmi.
Per i medici di medicina generale, però, la riduzione dei tempi d'attesa passa da altro. Le liste d'attesa si risolvono a valle della prescrizione, aumentando l'offerta e, come prevede la legge, utilizzando anche in regime di intramenia l'attività libero professionale. La cronaca, ora tragico schianto all'alba di oggi nella galleria Pedesalto tra Fonzaso e Lamon lungo la statale 50 del Grappa e Passorole. Un 70enne di Fonzaso è morto in uno schianto frontale tra due auto. Viaggiava in direzione Lamon con i suoi due cani, Silvano Maccagnan, il 71enne di Fonzaso che stamattina poco prima delle 7 ha perso la vita nello scontro frontale accaduto all'interno della galleria di Pedesalto fra Fonzaso e Lamon. Uno scontro violentissimo, forse per una invasione di corsia, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Arsier. Silvano Maccagnan era alla guida della sua Ford Focus che è andata a impattare contro la Nissan Qashqai condotta da un giovane di Sovramonte, rimasto ferito fortunatamente in modo non grave, trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. La chiamata al 118 ha fatto convergere in zona ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto il 71enne dalle lamiere dell'auto, i sanitari del SUEM hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. La statale 50 del Grappa e Passorole è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale di Crocedaune e riaperta solo dopo le 9:30 per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge. I vigili del fuoco hanno recuperato i due cani che viaggiavano assieme alla vittima. Incolumi, gli animali sono stati trasferiti al comando di Feltre per essere restituiti ai familiari del 71enne. La notizia della morte di Silvano Maccagnan si è diffusa rapidamente a Fonzaso. L'uomo era in pensione da qualche anno dopo aver trascorso la sua vita professionale come dipendente comunale e dal municipio il sindaco Cristian Pasa ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Maccagnan a nome dei dipendenti e dell'intera amministrazione comunale. Ancora cronaca, da Venezia 34enne autista della CTV vede a bordo del suo bus un uomo armato di coltello con uno stratagemma, fa intervenire la polizia senza creare allarme. I complimenti del sindaco Brugnaro. Sangue freddo, uno spiccato senso civico e una preparazione adeguata per affrontare una situazione di emergenza è il ritratto dell'autista CTV che ha consentito di fermare un passeggero salito a bordo in stato di alterazione e che aveva con sé un coltello. L'autista, quando ha visto l'uomo, di origini asiatiche, particolarmente agitato e con il coltello che spuntava sotto i vestiti, non ha perso tempo. Ha chiamato la polizia senza che il passeggero se ne accorgesse e ha concordato il da farsi. A nome di tutta la città di Venezia un grazie davvero a Giuseppe Mazzone, l'autista della CTV, che l'altro giorno assieme ai suoi colleghi della centrale operativa e della polizia sono riusciti a fermare una persona pericolosa all'interno dell'autobus. Con lucidità l'autista 34enne ha fatto partire comunque il mezzo, fermandosi poco dopo in via Torino e fingendo un guasto, comunicando ai passeggeri che sarebbe arrivato a breve un mezzo sostitutivo. Invece sono arrivate le volanti della polizia che hanno preso in consegna l'uomo accompagnandolo in questura. Il ringraziamento non è solo per questo gesto di sincera dedizione al dovere, ma quanto perché non ha girato la testa dall'altra parte. E tante persone che lavorano alla CTV, che lavorano in Veritas, che lavorano in generale, che studiano, che vivono la propria cittadinanza con partecipazione e con democrazia, ci stanno dando una mano alle istituzioni perché viviamo meglio, perché possiamo tutti vivere meglio. Il ringraziamento del sindaco Brugnaro sottolinea la capacità dell'autista di non creare allarme tra i passeggeri, che avrebbe potuto scatenare la rabbia dell'uomo, e di non girare la testa dall'altra parte, fingendo di non vedere. Ecco, ricordiamoci di questi esempi, non ci sono soltanto le persone che si comportano male, ma ci sono la moltitudine delle persone che si comportano bene e grazie a questi esempi possiamo tutti andare un po' più fieri di noi stessi. Grazie ancora. La cronaca ora ci porta ancora a Padova con la denuncia di alcuni residenti di un rione che raccontano le angherie subite da una baby gang. Quello è un lampione. Hanno giocato a pallone con quello. Con il lampione? Con il lampione, sì. A tante volte li troviamo anche per terra perché li strappano.
per cattiveria. Lo sconforto del signor Francesco, da mesi insieme a tanti altri residenti dei condomini che si affacciano su via Maroncelli a Padova, subisce le angherie di una baby gang che ogni giorno si ritrova nell'area verde del giardino delle Forsizie. È impossibile vivere così. Ieri sera qua cosa hai fatto? Perché io al solito... Ragazzini tra i 14 e i 18 anni che trascorrono pomeriggi bevendo superalcolici, consumando droghe e vandalizzando lampioni e panchine. Riuniscono 3 cellulari con Bluetooth, va bene, li inseriscono sulla cassetta e vanno avanti fino alle 10-11 con sta musica a tutto volume. Nelle ultime settimane sono diventati anche più aggressivi con i residenti che li vogliono allontanare. Lanci di bottiglie, le terrazze diventati bersaglio di una pioggia di uova. Tante volte li abbiamo trovati proprio sdraiati per terra e ci obbligano ad aggirarli perché loro devono stazionare qua. O se riescono finalmente a spostarsi, se ne vanno sotto perché hanno dei loro interessi. La baby gang usa infatti anche le cassette delle lettere per i loro scopi. Tante volte troviamo dei vetri rotti e dobbiamo stare attenti a quello che prendiamo. Quindi queste qua, vede che sono quasi tutte rotte, cioè, e questa qua per esempio la prendono come un rifugio. Questa qua che è rotta, però qualcuno è riuscito a chiuderla, ma se no la aprono. Ci buttano dentro anche droga? Sì. Le chiamate alle forze dell'ordine sono quotidiane, ma la piazza è grande e le vie di fuga molteplici. I ragazzi scappano in fretta. Per questo i residenti vorrebbero un passaggio quotidiano della polizia locale. E intanto, dopo l'ennesima serata di bagordi, non resta che ripulire. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, polemiche sulla riforma Cartabia. Ieri sera in diretta a Ring il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha annunciato correzioni a breve. Il provvedimento che mira, a sistemare quella che è un'evidente problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il termine dei 2 mesi, che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza, l'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato, quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi. Stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, sì. E che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, ha recepito nell'indirizzo generale di quelle che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative e in particolare abbiamo visto che quella iniziativa legislativa volta a intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine. E torniamo ora a parlare della tragedia che si è verificata all'Ovadina di Spresiano, alla cava Mosole, è costata la vita ad un operaio di 31 anni. Moldavo, l'imprenditore Remo Mosole, che proprio oggi compie 89 anni, si è detto disposto a pagare le spese del rimpatrio della salma in Moldavia e del funerale.
Pagherò personalmente i costi per il rientro in patria della salma del mio operaio e per i funerali di Andrei. Raggiunto al telefono nel giorno del suo compleanno, forse più triste, l'imprenditore Remo Mosole ci ha riferito che Micaela, la giovanissima vedova del 31enne morto lunedì pomeriggio in cava sepolto da un cumulo di ghiaia, vuole riportare il marito in Moldavia e Mosole si è subito detto pronto a far fronte alle spese perché Andrei Perepuini, ha ripetuto più volte in queste ore, era, come tutti i suoi dipendenti, come uno di famiglia, come un figlio, ma i sindacati lo richiamano alle sue responsabilità. Io un figlio lo tratto in un altro modo, così perché io capisco anche l'emozione, il momento in cui tutti siamo stati trasportati dalla vicenda, però i miei figli non gli do un macchinario, un'auto vecchia da guidare, gli faccio la manutenzione, gli faccio la revisione, questo è quello che noi abbiamo bisogno, quindi regole certe che vincoli tutti quanti. Il segretario della CISL di Treviso e Belluno ribadisce la necessità di inasprire le pene per le morti sul lavoro. Se da una parte ci sono gli omicidi, c'è il reato di omicidio stradale, ci domandiamo perché non possa essere istituito un reato di omicidio sul lavoro. Questo non perché, lo dicevo anche in altre sedi, vogliamo essere giustizialisti, ma ci deve essere un segnale chiaro da parte della comunità e del paese in una direzione che è quella di penalizzare chi non rispetta le norme sul lavoro. Mosole, che al pari del responsabile sicurezza dell'azienda potrebbe venire in queste ore iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla procura di Treviso, che all'indomani dell'infortunio mortale ha aperto un fascicolo. Entro la fine della settimana dovrebbe essere conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'operaio, padre di una bambina di neanche 5 anni, sulla cui morte stanno indagando carabinieri, Spisal e polizia mineraria, mentre l'area in cui si è consumato il dramma rimane sotto sequestro. Da Verona alla Marca, la situazione dei rider in Veneto torna d'attualità dopo il botta e risposta di queste ore tra un ex consigliere regionale e un lavoratore. La CGIL avverte un esercito di precari da tutelare. Sono migliaia in Veneto, i nostri dati li stimano in più di 3.000 e diverse centinaia in provincia di Treviso, dove operano tutte le più grandi piattaforme presenti sul mercato. Una realtà alla quale diventa sempre più necessario far fronte in termini di tutela. 3.000 in Veneto, 400 nella Marca, l'esercito silenzioso dei rider, o meglio, non sempre silenzioso. Non mi sento sfruttato perché non conta la quantità di denaro nel mio modo di essere, quanto piuttosto la qualità del tempo in cui vivo, tuona su Facebook Filippo Bazzerla, il rider protagonista a suo malgrado del post che in questi giorni ha fatto discutere. Lo sdegno dell'ex consigliere regionale veronese della Lega e poi di Fratelli d'Italia Andrea Bassi sui 50 chilometri percorsi al freddo dal lavoratore per consegnare un hamburger. Sdegno che Bazzerla rispedisce al mittente. In soldoni scrive: se vado in ufficio devo stare in silenzio 8 ore per fare 2 ore di pausa pranzo, insomma queste cose alienanti e per me almeno tristi io le rifiuto. Se ho accettato quella consegna è perché amo il mio lavoro. Bassi controreplica: tanto di cappello a chi invece di starsene comodo a casa aspettando un qualche sussidio ha scelto di farsi un mazzo simile. Altrettanto liberamente però io, che lo ritengo un sistema che allo stato attuale presenta delle grosse zone d'ombra, posso decidere di non utilizzare più il servizio per questioni etiche. Già, le zone d'ombra, denunciate anche dalla CGIL. Il botta e risposta veronese, spiega il sindacato, non cancella una situazione di criticità all'ordine del giorno. Da anni chiediamo che ai lavoratori venga riconosciuta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale e che soprattutto vengano riconosciuti come lavoratori subordinati per sottrarli al pagamento a cottimo delle piattaforme. Questa ci sembra una norma di civiltà che darebbe pieno diritto a tutte e a tutti i riconoscimenti e i diritti in tema di pensioni, di infortunio, di malattia. Nella Marca è ancora vivo il ricordo del 48enne Roman Zapata, travolto e ucciso da un'auto sul terraglio a Preganziol lo scorso settembre, perché i rider non sono soltanto giovani in cerca di prima occupazione. Penso per esempio a un lavoratore che si è recato recentemente presso le nostre sedi e che è stato licenziato da un'azienda del settore dell'industria in provincia di Treviso e che ha cominciato a intraprendere questa professione e questo lavoro proprio da poche settimane a cavallo della sua bicicletta. Condizioni, ripete il sindacato, che vanno ridiscusse e rielaborate a livello nazionale per garantire la possibilità di lavorare in tutela. Forse dovremmo pensare e ritenere che questo tipo di servizio ha un costo che è paragonabile quasi a quello dei servizi di lusso e forse dovremmo pensare che dietro chi effettua queste consegne ci sono lavoratori, persone in carne ed ossa che molto spesso si trovano in condizioni contrattuali e reddituali difficilissime.
Profondo cordoglio a Castelfranco per la scomparsa di Maria Rossi Tassitani, mamma di Iole, la giovane barbaramente uccisa nel 2007. I funerali verranno celebrati venerdì alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Castelfranco. Si è spenta oggi a Castelfranco Marisa Rossi, 79 anni, moglie del notaio Luigi Tassitani e mamma di Iole, la giovane barbaramente uccisa nel 2007. Originaria di Roma, si era trasferita a Castelfranco per il lavoro del marito e nello studio notarile aveva lavorato per tanti anni. Una donna riservata che ha affrontato con grande compostezza il dolore immenso della perdita della figlia Iole, 40 anni, rapita, uccisa e fatta a pezzi dal falegname bassanese Michele Fusaro, che ora sta scontando la condanna a 30 anni di carcere. Queste le sue parole in un'intervista rilasciata da Antenna 3 nel 2011. Io vegeto, tiro avanti, non è più la stessa vita di prima. I coniugi Tassitani si sono battuti per anni affinché non fosse ammissibile il ricorso al rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena per i reati punibili con l'ergastolo. Organizzarono anche una raccolta firme che raccolse una valanga di sottoscrizioni. Non è bastato. La Cassazione nel 2011, annullando la sentenza di appello, condannò Fusaro a 30 anni. Lo sconcerto nelle parole della signora Tassitani all'indomani di quella sentenza. Io ho sempre sostenuto che non si deve scherzare con la vita umana. Quindi chiunque abbia in mente un disegno criminoso deve sapere che l'aspetta una pena giusta e dura. Questo sì. Nostra figlia ormai non ce la ridà più nessuno. Però con la vita umana non si scherza. La scomparsa di Marisa Rossi ha suscitato profonda commozione a Castelfranco, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Provo sincero cordoglio per la scomparsa della signora Tassitani, che ricordo anche per la sua dedizione al lavoro nello studio del marito, scrive il sindaco Stefano Marconna, e penso di interpretare il pensiero di tutta la città, stando vicini ai suoi cari che ancora oggi portano il dolore della tragedia che ha colpito la sua famiglia. Passo avanti fondamentale per la realizzazione del nuovo sliding center di Cortina. Oggi si è svolta la conferenza dei servizi per l'esame del progetto che prevede la riqualificazione della pista Eugenio Monti. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'amministrazione e degli enti interessati alla realizzazione dell'opera, che avranno tempo fino al prossimo 27 gennaio per formalizzare i pareri di rispettiva competenza. Solo a quel punto il commissario potrà decretare l'avvio dei lavori, che dovranno essere appaltati entro la prossima estate. La Protezione Civile del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si dichiara lo stato di attenzione tra domani e le prime ore di venerdì per nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti di neve, con possibili accumuli fino a qualche centimetro in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Vediamo come si prepara Padova. Il meteo parla di un peggioramento nelle prossime ore, un abbassamento delle temperature e con fiocchi di neve anche in pianura. Nel fine settimana la colonnina di mercurio potrebbe scendere, imbiancando anche la città del Santo. Pronto quindi il piano neve del comune per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Per sabato è prevista anche una nevicata. Il nostro piano neve è già in azione perché i mezzi spargisale già stanno girando in queste settimane quando le temperature sono andate sotto lo zero. In quel caso abbiamo effettuato la salatura dei 100 punti sensibili tra rotatorie, sottopassi e cavalcavia per scongiurare o rallentare la formazione del ghiaccio. 25 i mezzi spargisale in azione nelle principali vie cittadine per preservare la circolazione da ghiaccio e neve. L'invito alla cittadinanza è comunque di prestare attenzione. Si chiede la massima collaborazione, l'attenzione al meteo, in caso di nevicata abbondante utilizzare i mezzi se è necessario, organizzarsi per tempo. Un'altra cosa importante, magari il sabato pomeriggio, prima che nevichi, salare il marciapiede di fronte a casa, un piccolo gesto che però aiuta alla percorribilità della città. Nella sede della Protezione Civile c'è già a disposizione anche il sale
per chi ne avesse necessità per spargerlo sui marciapiedi vicino alle abitazioni. Nel magazzino della Protezione Civile in Corso Australia, aperto tutte le mattine, gli orari e i numeri di telefono sono sul sito del Comune di Padova, e ci sono i depositi del sale, quindi basta andare lì con un sacco. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Giunge aria più fredda in quota portando nuova instabilità e determinando un sensibile calo termico sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 19 gennaio. Sul Veneto tempo in peggioramento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Non si esclude qualche fiocco di neve fin verso le zone di pianura misto a pioggia. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece comprese tra 3 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso con precipitazioni sparse e moderate. Su pianura e costa potranno verificarsi deboli nevicate. Sostenuti i venti di Bora. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche in questo caso precipitazioni diffuse con nevicate a quote molto basse. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.